Da oggi riposa in pace Tommaso Carollo, l'alpinista di Thiene, strappato alla vita lo scorso maledetto 3 luglio nella tragedia della Marmolada, dove sono morte 11 persone, 8 venete. La compagna Alessandra De Camilli, sopravvissuta, si trova ancora in ospedale e ha seguito via streaming le esequie. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a un uomo amato, ricordato per la sua gentilezza e il suo sorriso. In tanti al Duomo, dopo giorni di straziante attesa per riunirsi in un corale abbraccio, toccanti le parole del figlio Filippo. Caro papà, anche se non ci sei più, ti voglio ringraziare per tutto quello che mi hai insegnato. Mi hai insegnato a battere le mie paure e ad essere coraggioso. Mi hai insegnato a valutare bene ogni situazione difficile per prendere la decisione più saggia. Grazie papà per tutto, ti voglio bene. Un'empatia, una curiosità, una sete di sapere, una voglia di mettersi sempre alla prova sono trapelate da chi lo conosceva, chi gli era stato vicino anche solo per un tratto della sua vita. In questi giorni, chiudendo gli occhi, ti ho rivisto giovane esploratore. Ho provato una forte emozione nel constatare che gli anni non cancellano quello che si è intensamente vissuto. Tante le autorità presenti alla cerimonia, tra cui la vicepresidentessa della Regione Veneto Elisa De Berti, tanti i gruppi e le associazioni, Protezione Civile in primis, cui il 47enne era legato. A salutare Tommaso Carollo nell'omelia Don Luigi Garbinetto, che proprio con lui trascorse gli anni di liceo. Perché credo che Tommaso era più un esploratore che uno scalatore. E allora un esploratore di alte vette ci insegna almeno 3 cose. Dio aiutaci a viverle. Prima di tutto fa che quando camminiamo non ci scordiamo di prepararci, di partire ogni giorno attrezzati. Un dolore colmo di dignità, palpabile, per dire addio a Tommaso Carollo. Ciao, uomo cortese.